È tempo di riflessione. Le salme dei tifosi juventini sono state spedite in Italia da Bruxelles. A Bassano si preparano i funerali. Molti hanno cercato di spiegare perché. Come è stato possibile? Il professor Bruno Milani, primario del reparto neuropsichiatrico dell'ospedale di Treviso, offre una originale sintesi interpretativa del fenomeno tifo violento. Il gioco fin dai più lontani secoli è stato utilizzato nell'educazione dei piccoli per insegnare ai giovani a fare la guerra, e non solo fra gli uomini ma anche fra gli animali. I cuccioli giocano imparando ad attaccare e a difendersi dai nemici, per cui gioco e guerra sono sempre stati identificati e soprattutto vengono identificati dai giovani, per cui il giovane che partecipa ad un gioco avverte l'impulso di compiere un'attività che è sì sportiva, ma al tempo stesso anche un'impresa in qualche modo eroica, che si può concludere con il portar via il trofeo al nemico. Meglio ancora se si conclude con l'uccisione, in genere morale del nemico, a volte anche fisica, come avviene negli sport più violenti. Il tifoso si identifica con l'atleta erroneamente, trasforma il gioco in una guerra e può scatenarsi. Quando si scatena? Ecco il punto, quando si scatena. Ci sono dei fattori di moltiplicazione dell'aggressività che vanno tenuti conto, di cui va tenuto conto, e questi sono l'alcol, che indubbiamente in questo caso c'è stato, perché i tifosi inglesi hanno fatto un uso eccessivo di sostanze alcoliche prima della partita e l'alcol potenzia l'aggressività. Il fatto di riunirsi in grandi numeri, e tutti sappiamo che quando molti individui sono ammassati in piccoli spazi l'aggressività aumenta. Lo sanno anche gli allevatori di pesci, che oltre un certo limite i pesci si mangiano fra di loro quando diventano troppo numerosi. Perché questo accade? Accade perché noi abbiamo un superio che controlla l'aggressività individuale, ma l'aggressività di gruppo non la controlla nessun superio, perché c'è l'inconscio collettivo ma non c'è il superio di gruppo. Non c'è un superio collettivo? Non c'è un superio collettivo, sì. È questo che dobbiamo ancora arrivare, a educare le masse in questo senso. Il superio collettivo non c'è, quindi quando le masse stanno insieme prevalgono gli istinti più regressivi, in particolare l'aggressività. Quando c'è l'alcol questo istinto viene potenziato, quando c'è il grande numero ancora di più, quando c'è l'emarginazione sociale aumenta ancora di più.